stato il presidente del Veneto Alberto Stefani a dare il via alla gara competitiva della 10 Cronos. Sotto un bel sole all'insegna della festa, migliaia di padovani si sono riversati in Prato di Lavalle per partecipare alle stracittadine. Sarà una bella giornata, ma soprattutto sarà un grande evento di sport per Padova e tutto il Veneto. Numeri da record per questa 26esima edizione, oltre 40.000 i partecipanti alle stracittadine, a cui si aggiungono i 1.600 della crono e i 6.000 delle prove agonistiche. Tante le istituzioni presenti che hanno indossato la maglia da runner per affrontare i percorsi da 1, 5 e 10 chilometri. Stupenda, guardate, io sono emozionato a vedere queste cose, fa venire pelle d'oca. Bellissima la città, sole, gente che sta assieme. E oggi è una festa con tutte le famiglie. Prima ero a Leuganeo a dare il via alla partenza della maratona, bellissimo, veramente bello, e adesso ci divertiamo. Ho sempre partecipato da podista, da persona che comunque ama la città di Padova, e poi questa è una grande festa. Brave ragazze! Siete pronti per partire? Sì! 5, 4, 3, 2, 1! Si va! Forza! Attenzione, partono i bambini di Assindustria! Un minuto di rumore contro la violenza di genere prima della partenza. Lungo il percorso la voce di tante onlus inserite nel charity program dell'evento. È una casa famiglia che accoglie mamme e bambini in difficoltà, ci sono 4 settori, ognuno al proprio, e abbiamo un mucchio di educatori. L'associazione Piccolo Principe della Fondazione Ometto ha regalato alla scuola dell'infanzia Il Giardino di Noventa Padovana un defibrillatore, proprio per dare la possibilità a tutte le scuole di essere cardioprotette. Zia e nipote. Sì. Vai più veloce tu! Sì. Si corre con la zia, con i nonni, grandi e piccoli, tutti assieme. Si cammina percorrendo le strade più belle della città. Ci si gode la domenica di sport e si taglia il traguardo sorridendo, perché alla fine l'importante è partecipare. Del chilometro. Aspettiamo ancora qualcuno?